Ciao, sono Anna, ho 13 anni e volevo parlarvi di La valigia di Anna. Sono rimasta colpita dalla stella in copertina e dall'etichetta Giornata alla memoria, un argomento storico doloroso. La protagonista della storia è Anna, una bambina ebrea della Cecoslovacchia, deportata nei campi di concentramento. Quello che mi ha colpito del libro è l'impegno a voler ricordare l'Olocausto. I bambini di Tokyo ogni anno visitano un museo per vedere la valigia di Anna. È un modo per ricordare la morte inutile voluta da Hitler di tante persone ebree che vengono ricordate il 27 gennaio. In questo libro non mi ci rivedo se non per la somiglianza del mio nome con la protagonista, per il resto vivo una vita opposta alla sua. Non sono orfana, non ho vissuto né la separazione né la guerra, non sono mai stata discriminata per la mia razza, non ho provato la fame, la paura, il dolore di Anna.